Amici e amiche della Finestra sulla Sicilia, ci troviamo quest'oggi in compagnia del professor Antonino Russo. La cassata è la cosa meno araba che esista in Sicilia, no? Perché in Sicilia c'è la cassata? Perché l'abbiamo solo noi sta cassata e non l'hanno inventata gli arabi. Perché c'è la cassata? Quando muore una civiltà linguistica o muore in genere una civiltà, relitti di questa civiltà sopravvivono per lunghissimo tempo, addirittura anche per secoli, nella periferia di quello che fu il territorio occupato da questa civiltà. Viene tenuto praticamente al margine, come dire. Al centro di questa civiltà culturale l'evoluzione è, diciamo, veloce, in periferia l'evoluzione è molto lenta e allora sopravvivono anche per secoli cose che nel centro di questa civiltà sono da secoli appunto scomparse. Ho sempre sentito dire la cassata l'avevano fatta gli arabi, la cassata gli arabi, finché io non andai nei paesi arabi accettai questa, diciamo, questa derivazione. Ma quando io appunto cominciai a girare per la Tunisia, l'Algeria e il Marocco e ho fatto chilometri di smercati, chilometri di succhi, non ho mai visto una cassata. Mai. Dice, quindi qualcosa doveva essere quantomeno rimasta, invece nulla. Che la cassata l'avevano inventata già i romani. La cassata è di origine latina, l'hanno lasciata i romani. Questa è una notiziona praticamente, visto che noi abbiamo sempre letto. E non è un'ipotesi, ecco. Perché è documentata, perché noi non abbiamo manca la ricetta della cassata, ma abbiamo un affresco. Che si trova? Un affresco che ritrae esattamente la cassata con la frutta candita sopra. Tunna bella sistemata come quella siciliana con la frutta candita sopra, che si trova effigiata in una parete della villa di Poppea a Oplontis, alla periferia di Pompei. Oplontis. Abbiamo fatto uno scoop questo pomeriggio. Oplontis, e te la faccio vedere. Questa è la cassata di Oplontis. Parliamo qui di un altro dolce del quale ci è ignota la ricetta romana, ma che ben conosciamo e che troviamo rappresentato al posto d'onore negli affreschi di Oplontis, la cassata siciliana. Non vi è dubbio alcuno, questa non è un dilettante, è una che si chiama Eugenia Salza Prina Ricotti, è una studiosa di queste cose, è una scienziata, è giusto. Non vi è dubbio alcuno che la torta che vediamo rappresentata sulla parete di un triclinio della villa di Oplontis, elegantemente impiattata in un vassoio di argento e poggiata su un sostegno, sia una cassata. La crema che ne forma la base è certamente una crema di ricotta, anche se sarà stata addolcita con miele, che allora lo zucchero non esisteva, addolcita con miele invece che con zucchero, e sempre nel miele sarà stata fatta candire la lucida frutta che la corona a trionfo. Non è impressionante? Abbastanza. Assolutamente. Diciamo che per noi è la rivoluzione copernicana. Molti salteranno dalla sedia. 79 d.C. giusto. Abbiamo fatto uno la cassata non è araba. 2000 anni. La striscia di pasta che la circonda non può che essere pasta di mandorle. La pasta di mandorle non è una cosa moderna. Già gli Etruschi avevano la pasta di mandorle e con la pasta di mandorle facevano dei dolcetti che sacrificavano sugli altari degli dei, che portavano agli dei come offerta. Meraviglia. E quindi già i romani la presero dagli Etruschi la pasta di mandorle e loro la facevano regolarmente, facevano i loro dolci di pasta di mandorle. Una sola differenza: la pasta di mandorle della moderna cassata siciliana è tinta in verde dal pistacchio, più comunemente agli spinaci.
Quella della cassata di Oplontis è un bel colore porpora. Ma con che cosa mai le avranno dato questo colore trionfale? Mistero. La porpora, da quel che sappiamo, aveva un forte odore che impregnava i tessuti, fate fare una puzza, che venivano trattati con questa sostanza, un aroma che veniva molto apprezzato dagli intenditori, tanto che alcuni, come Cimalcione, imbottivano i cuscini con lana così tinta, ma questo odore non doveva certamente adattarsi bene con un dolce. Si sarà quindi trattato di qualche altra sostanza ricavata da qualche bacca profumata e rossa, sostanza che però non conosciamo e che non possiamo quindi definire. Io ho fatto un'ipotesi, il ribes rosso? Probabile. Probabile. Della Sì, ma c'è cassata. anche un altro arcano nell'arcano. Sì, però non ne possiamo parlare perché ha un significato erotico. No. E facciamo qualcosa di un po' più... No, assolutamente non si può, perché in questa stanza c'è una parete, a destra c'è la cassata e a sinistra c'è un cesto di fichi e sono entrambi allusioni al sesso femminile. Ah, Per ok. questo ne posso parlare. Il nome, perché si chiama cassata? E intanto la parola comincia con casse, che è la parola di caseus, latino, che è il formaggio. Il formaggio è latino, da cui la parola cacio, Cacio. viene dal latino caseus. Quindi caseus. Caseificio, infatti. Caseificio, ecco, caseus. Non perché era fatta col formaggio, che era fatta in ricotta, perché in latino esistono due nomi, per il formaggio caseus e per la forma di cacio, quindi che noi chiamiamo afemme cacio, era caseum e quindi deriva non da caseus, da caseum, la caseata, quindi la chiamavano questo dolce a pezza di cacio. La pezza di perché effettivamente c'ha una forma. La chiamavano la pezza di cacio perché i pasticceri da sempre, in tutti i paesi del mondo, chiamano i dolci con il nome di cose che al dolce somiglia, da cui insomma sopravvive a noi a cassata. A cassata. Caseata. Meraviglioso. Questa è una scoperta del sottoscritto. Sempre ipotesi. Che No, però è no. vera fino a prova Sì, contraria. no, che è vera è qua. Ed è documentata. Ed è Qui documentata. l'abbiamo Il nome è una mia ipotesi, una mia ricostruzione ipotetica. Caseata, cassata. Abbiamo scoperto tantissime cose vero. questo pomeriggio, ringraziamo tantissimo il professore Russo e diamo appuntamento alla prossima puntata. A presto! Signori, statevi bene.